Altre ore lontano da Sciacca, dove l'aspettano la moglie Milena e i 3 figli, per Vincenzo Sclafani, il 55enne nostromo saccense facente parte dell'equipaggio della Costa Concordia. Attende ancora di sbrigare le ultime formalità prima di partire, come ci ha riferito stamane telefonicamente. Sto vivendo sempre la situazione, ce l'ho sempre davanti agli occhi, quello che è passato, e non è che mi sento tanto bene poi. Niente, aspetto dei documenti per ritornarmene a casa e se poi, secondo me in nottata, domani mattina sono già a casa. Questa notte mentre che dormivo sognavo quella terribile pure notte, mi sono svegliato e ho sempre incubi addosso. Quando mi chiudo gli occhi penso sempre a quella notte tragica che abbiamo passato. In quel momento io mi trovavo a dormire, erano 40 minuti che già mi ero addormentato. A un certo punto ho sentito la botta vicino sotto la mia cabina e mi sono aperto gli occhi e mi sembrava un sogno. E ho visto che la nave tremava tutta e trascinava sempre, c'era sempre il rumore. Ma avevo l'oblò della cabina, guardando l'oblò mi ho visto l'isola proprio a fianco, ho detto abbiamo investito, non se ne parla più. Ho scappato dalla cabina per andare sul ponte comando, ma ho visto che già che la gente che scappava e quando sono arrivato a metà delle scale la nave si cominciava a spegnersi e mi hanno chiamato per andare subito alle ancore e così poi sono andato alle ancore e aspettavo l'ordine di dare fondo e poi non vedevo niente, vedevo solo gente che scappava e poi sono rimasto incastrato lì al locale delle ancore perché è rimasto tutto al buio, le ancore sono mollate e ho visto che la nave si inclinava, ho dovuto scappare alle scialuppe per mettere scialuppe a mare. Lei quando ha lasciato la nave? Ho lasciato la nave quasi all'ultimo, quando al lato dove si è inclinata la nave non c'era più una persona, già avevamo portato 4.100 persone, abbiamo portato a terra e poi non vedevamo più persone al lato dove si è inclinata la nave. Ho visto il comandante che mi ha domandato che canaletta stava con la radio e il tempo che mi sono allontanato dalla nave ho visto che la nave si è tutta inclinata, sono corso a terra a portare altra gente e poi prendo un altro mezzo più grosso con altri 2 ufficiali e un paio di miei assistenti. Siamo partiti per fare soccorso in mare e dall'altro lato della nave abbiamo visto ancora gente tutta appesa che chiamava aiuto. Purtroppo c'erano i pompieri, c'erano gli elicotteri, c'erano tutti i mezzi militari lì e noi abbiamo preso un paio di naufraghi in mare, abbiamo messi sulla barca, feriti, l'abbiamo portato a terra. Nei confronti del comandante schettino Vincenzo Sclafani ha parole di affetto. Il comandante di essere umano era troppo umano, perché era pure amico mio, infatti ci sono stato vicino fino all'ultimo. Eppure l'accusa nei confronti del comandante è gravissima, di aver abbandonato la nave mentre ancora c'erano tante persone da soccorrere. Lui non è che ha abbandonato la nave, lui fino a io posso dire che dove si è inclinata la nave non potevamo neanche rimanerci sotto. Io soltanto la cosa che dico che prima che la nave, 2 minuti prima che la nave si inclinava tutta, io l'ho visto lì che lui mi ha domandato a me che canaletta siamo e che lui chiamava pure sulla radio e io ci ho detto siamo sulla 1, poi non l'ho più visto e loro dicono che lui l'hanno visto su un'isola, può essere pure che poi è saltato sull'isola. Una notizia che a distanza di giorni ancora sconvolge, un gravissimo fatto di cronaca che dopo giorni continua ad occupare le prime pagine della stampa internazionale, una delle più lussuose e belle navi da crociera, la Costa Concordia, con a bordo più di 4.000 passeggeri, per un errore umano o forse per negligenza del comandante, si è schiantata contro uno scoglio vicino al porto dell'isola del Giglio. E se in confronto all'immane tragedia il numero delle vittime e dei feriti è relativamente contenuto, i numeri salgono vertiginosamente se si fa una stima dei danni. Lo schianto, accaduto proprio all'inizio della stagione delle prenotazioni delle crociere, rischia di tradursi in serie perdite per Carnival, proprietaria della Costa Concordia, che nei primi giorni della settimana segna già le prime perdite in borsa. Circa un terzo di tutti i viaggi di lusso in mare, fanno notare esperti del settore, è organizzato proprio ora, nel periodo gennaio-marzo. Per le
agenzie di viaggio però bisognerà attendere ancora un po' per capire quali conseguenze ci saranno dopo questo tragico evento in termini di rinunce e disdette. Purtroppo la tragedia, che non è assolutamente da trascurare ma è pesantissima, probabilmente influirà nei prossimi giorni sul futuro, diciamo, della crocieristica nazionale e internazionale. Ad oggi non abbiamo avuto nessuna cancellazione, pur avendo delle crociere ancora in corso, e d'altronde, diciamo, tra virgolette, non dovrebbe esserci problemi per la realizzazione delle crociere. Io stesso ho fatto crociere perché so quanta sicurezza c'è. Poi è ovvio che può verificarsi problematiche come questa, come possono verificarsi sull'aereo o in qualsiasi altro posto. Probabilmente ci saranno delle comunicazioni in termini commerciali di rassicuramento della forza vendita, quindi di tutte le agenzie di viaggio, e poi all'esterno ritengo che faranno una campagna istituzionale di garanzia e di sicurezza che possa tranquillizzare anche l'utenza finale. Una vera e propria mazzata per un settore, quello crocieristico, che negli ultimi anni ha registrato un notevole incremento legato probabilmente anche ai prezzi vantaggiosi esercitati dalle compagnie. E mentre prima le compagnie stavano staticamente in attesa del mercato, adesso vanno incontro al mercato. Se io oggi dovessi prenotare una crociera fra 1 anno e mezzo, 2 anni, potrei trovare una crociera anche a 350-400 euro. Se la faccio sottodata, paradossalmente, contro il last minute invece pago di più, nel senso che non esiste più il processo del last minute ma advance booking, quindi il pagamento è prenotazione anticipata rispetto alla data di partenza. In questo caso la compagnia è disponibile a scendere anche con i costi e a dare tariffe eccellenti, anche un 500 euro a persona, 2 persone più i bambini addirittura gratis, si può fare una crociera. Insomma, il danno è abbastanza facile da immaginare, basti pensare che nell'anno fiscale 2010, l'ultimo di cui si hanno tutti i dati a disposizione, l'Europa rappresenta il 38% dei redditi di Carnival, danno a cui va ad aggiungersi, secondo gli esperti, la perdita di tutti quei viaggi già prenotati proprio sulla Costa Concordia, aspetto quest'ultimo non certo coperto dalle assicurazioni.